Si intitola Colpo di scena, la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, con un cartellone di più di 80 rappresentazioni tra Venezia, Padova e Treviso, per oltre 350 giornate di spettacoli dal vivo. Il grande colpo di scena è appunto questa nuova visione, questo nuovo inizio del Teatro Stabile del Veneto. Questo è il grande colpo di scena. E l'altro colpo di scena del quale vado molto orgoglioso è il dialogo che si può instaurare prima di tutto con gli artisti, ma poi tra i tre teatri, tra le tre città. Divisa come sempre tra la messa in scena di classici e di nuove rappresentazioni, la stagione si compone di una lunga lista di nomi noti, tra cui Toni Servillo, Marco Paolini, Silvio Orlando, Sergio Rubini, Luca Barbareschi. Ho trovato una visione industriale geniale perché si pensa in termini di territorio, di cultura delle differenze, perché l'Italia è un paese laboratorio straordinario. A Palazzo Balbi, sede della Presidenza e della Giunta regionale, si ricorda come la stagione appena conclusa abbia registrato quasi 150.000 spettatori e il record di abbonamenti 6.215, più 29% rispetto alla precedente. Il modello Veneto è oggi l'unico in Italia che mette insieme città, fondazioni, aziende, privati. Cioè noi abbiamo cercato di essere inclusivi davvero. Abbiamo creduto moltissimo in questa operazione di circuitare ovviamente l'offerta culturale attraverso il Teatro Stabile del Veneto, ma soprattutto, mi permetto di dirlo, di incentivare l'investimento sui giovani. Proprio i giovani creators della regione, esperti di social media, stanno ottenendo milioni di visualizzazioni raccontando e promuovendo tra i coetanei l'interesse verso un tema come il teatro, a volte ostico a chi frequenta le piattaforme web. Raccolgono gli spunti, raccolgono i momenti più belli anche del teatro, li portano sulle piattaforme digitali e in qualche modo rendono il contenuto, come noi lo chiamiamo, instagrammabile.